Sempre a questo punto della domenica giunge puntuale la lezione di storia e cultura napoletana del professore Amedeo Colella. Vediamo stavolta che cosa ha da insegnarci. Vi siete mai chiesti perché da almeno 250 anni i napoletani ogni giovedì santo, indipendentemente dal loro sesso, razza o religione, devono, di ritorno dal sacramentale struscio dei sepolcri, mangiare immancabilmente la zuppa di cozze? Il mistero è nascosto in una storia che sto per raccontarvi. Ferdinando I di Borbone, che noi conosciamo, il re Nasone, il re Lazzarone, era golosissimo di frutti di mare. Cozze, ostriche, vongole, tunninnolo, non avevano segreti per lui. Addirittura le adorava così tanto che se li coltivava nei suoi stabulari di Niside e di Procida. Inventò finanche un piatto sontuoso, e ora non era opportuno che un re entrasse nelle cucine, ma lui inventò il kozzikin da connel. Sapete cos'era questa culla, questa connola? Era un pomodoro sorrentino, quelli grossi, quelli costoluti. Ferdinando Borbone lo svuotava interamente del tutto e lo riempiva fino all'orlo di cozze sgusciate e vongole sgusciate, un trito di prezzemolo, olive e chiapparielli, insomma un piatto sontuoso, talmente ricco, talmente sontuoso che il suo confessore spirituale, padre Gregorio Rocco, un domenicano di Santa Anastasia, disse: Maestà, ma avevamo detto che almeno in Quaresima bisognava essere più morigerati. Maestà, che esempio diamo al popolo con un piatto così sontuoso? Era giovedì santo e mortificato Ferdinando Borbone diede ordine alle cucine reali quella sera di fare una semplice zuppa di cozze con olio forte. La voce fece il giro del regno, i napoletani cominciarono a dire: l'ha detto padre Rocco, allora è un piatto quasi sacrificale, un piatto della settimana santa. Fatto è che da 250 anni, immancabilmente il giovedì santo, su un letto di Frasella Maruzzara, mangiamo una ricchissima zuppa di cozze.